In questo video vedrete come si prepara un quarto anteriore d'agnello in modo da ottenere la tasca da riempire per fare la cima. Se non ve la sentite di fare da voi, fate vedere il video a un bravo macellaio e forse avrete quel che vi occorre. Col coltellino da disosso togliamo il primo osso, cioè il radio. Ricordate che l'uso del coltello da parte di chi non è del mestiere è molto pericoloso. Tolto il primo osso, è ora più facile tagliare via il collo. Poi disosseremo anche questo per recuperare dei pezzetti di carne da utilizzare nel ripieno. Togliamo il muscolo in eccesso e utilizzeremo poi anche questo nel ripieno. Procediamo togliendo il secondo osso, ossia l'omero. Nel toglierlo cerchiamo di aprire la carne il meno possibile, perché più si apre, più si dovrà poi cucire. Ora c'è l'osso più difficile, ossia la scapola. Per toglierla bene occorre conoscere come è fatta. Lo vedremo una volta tolta.
Staremo sempre attenti a non bucare sotto, perché altrimenti fuori uscirà il ripieno. Ci aiuteremo molto con le mani. Ora c'è la cartilagine della scapola, che dovremo estrarre separandola dalla carne.
Per fare la tasca da riempire, dovremo adesso, infilando la mano all'interno del torace, dilatare lo spazio fra le costole e l'esterno dell'animale. Rimane però un ultimo ostacolo, e cioè un tendine che va tagliato, altrimenti impedirebbe alla mano di entrare. Per farlo agevolmente, si fa per dire, una volta che l'avremo individuato col medio e l'indice della mano sinistra, infileremo la mano del coltello proprio fra il medio e l'indice e questo ci aiuterà, ci guiderà nel tagliare questo tendine. Ora il più è fatto, non resta che lavorare con la mano per ricavare lo spazio per il ripieno. Che vai vorresti più selvaggio attentamente, che vai davanti per starsene vicino e svalutando da seguivaci Gianni Gianni e un caro secchio sa che vinto fa che mania e un tanta bella sera e più lì ai giardini e vedo le belle da vostri a Portofino. Se non sapete persina i matosi, svegliato a terra carrozza e scrolli, bella che tua intanto a copietta, mangio che so di Giannamo, che le canti di te. Signoro, carrozza? Yes. Dare casa Colombo, poi municipio, Violino Paganini, poi Palazzo Bianco e tante altre cose belle. Che vai vorresti più selvaggio attentamente, e vai galanti per starsene vicino e svalutando da seguivaci Gianni Gianni e un caro secchio sa che vinto fa che nuovia e un canta Bella sera, che più lì ai giardini e vedo le belle da vostri a Portofino, da vostri a Portofino. Togliamo l'eccesso di carne che c'è all'imboccatura, in modo che la tasca abbia poi uno spessore uniforme. Come vedremo, questa carne finirà nel ripieno. Controlliamo che non vi siano lacerazioni. Se ve ne fossero, le ripareremo con ago e filo. Cliccando sulla scritta in sovraimpressione, andiamo adesso a vedere la ricetta della cima.